Non ci sarebbe nemmeno bisogno di iniziare, nemmeno bisogno di porre una domanda, quando alle sue spalle capisco di cosa stiamo parlando. La granita siciliana, cioè è la Sicilia la granita. Da 4 anni organizziamo un festival ad Acireale dedicato esclusivamente alla granita siciliana. Era un qualcosa che mancava nel territorio siciliano e siamo ben contenti di portare avanti questo progetto. Infatti sta prendendo sempre più piede la conoscenza della granita siciliana, che spesso veniva confusa con la grattachecca romana, mentre invece è un qualcosa di ben diverso. Il festival quest'anno, appunto, giunto alla 4ª edizione, si è aperto, diciamo, non solo a livello nazionale ma a livello anche internazionale. 10 sono stati i concorrenti che hanno partecipato, molti anche da altre regioni italiane, ma quest'anno anche un partecipante è venuto dalla città del Messico. Quest'anno abbiamo introdotto anche un altro premio, che oltre a quello della granita, che è dedicato invece al gelato, perché comunque riteniamo sia importante anche il settore gelateria, perché è imprescindibile insieme alla granita siciliana. Quest'anno abbiamo avuto ospite anche Caviezel, a cui abbiamo dedicato anche il premio dedicato appunto alla gelateria. Sono semplicemente sconvolta e scioccata dal fatto che in Sicilia però nessuno ci avesse pensato. Probabilmente qualcuno ci ha pensato, è che logisticamente è molto complesso organizzare un festival di questo genere, e quindi magari molti si sono arresi. Noi, diciamo, abbiamo messo molta caparbietà nell'organizzare questo festival, cerchiamo ogni anno con difficoltà a coinvolgere tante aziende che ci permettono di realizzare questo festival.